Troppo caldo. Troppo freddo. Servire un vino alle giuste temperature è molto importante. Ma se io ho bisogno di scaldare un vino o di raffreddarlo, posso farlo? E se sbaglio temperatura di servizio, che cosa accade? A queste e altre domande risponderò nel prossimo video. Servire un vino alla giusta temperatura di servizio è molto importante, anzi direi che in alcuni casi è fondamentale. In particolare se il vino viene inserito all'interno di una guida, valutato da una commissione di esperti, oppure per capire se è il momento di imbottigliarlo e poi commercializzarlo. In tutti gli altri casi, la giusta temperatura di servizio ci permette di godere appieno delle caratteristiche organolettiche del vino e di poterlo così anche abbinare nella giusta maniera al cibo. Ma perché è così importante? Intanto fissiamo un primo parametro. Non possiamo percepire appieno le caratteristiche del vino se è troppo freddo o troppo caldo. I profumi si riconoscono meglio a 18 gradi centigradi, cominciano a affievolirsi intorno ai 10, ma addirittura si spengono a 4-5 gradi centigradi. Il vino a 4-5 gradi centigradi è molto freddo e le nostre papille gustative sono praticamente anestetizzate. Fate la prova, prendete un cubetto di ghiaccio, mettetelo in bocca, dopodiché l'avete gettato, provate ad assaggiare un vino o anche ad assaggiare un piatto gastronomico. Vi accorgerete che avrete la bocca praticamente insensibile, almeno nei primi momenti. Ecco perché i vini tannici vanno serviti intorno ai 16-18 gradi centigradi, così evitiamo di avere questa sensazione di secchezza in bocca troppo accentuata. Mentre i vini dolci ci attestiamo intorno ai 12-10 gradi centigradi, perché lo zucchero residuo che percepiamo nel vino non ci dia un senso di stucchevolezza, rendendolo praticamente un po' fastidioso in bocca. Per i rossi pregiati e di lungo invecchiamento possiamo arrivare anche a 20 gradi centigradi, ma non dobbiamo andare troppo oltre, altrimenti il vino lo roviniamo, andiamo a riscaldarlo troppo. Quindi vi consiglio di prendere a riferimento i seguenti valori, tenendo conto che 2 gradi più, 2 gradi meno, specialmente in relazione all'ambiente e anche alle condizioni climatiche in cui noi assaggiamo il vino, non sono particolarmente importanti. Quindi iniziamo con la prima categoria, che sono i vini dolci, liquorosi e le vendemmie tardive, e i passiti, che vanno dagli 8 ai 14 gradi centigradi. Vini frizzanti 8-12 gradi centigradi, bianchi secchi, leggeri e spumanti dagli 8 ai 10 gradi centigradi, rosati e novelli 9 e 10, bianchi secchi maturi 10-12, rossi giovani e poco tannici 13-15 gradi, rossi strutturati 15-17, rossi tannici e invecchiati 16-18, rossi di notevole pregio 18-20, ma non andiamo tanto oltre, perché sennò rischiamo veramente di bere un vino caldo e quindi di non goderne appieno delle caratteristiche, ma anzi berlo riscaldato. Ma come faccio a misurare la temperatura di un vino? Esistono termometri che vanno inseriti all'interno del collo della bottiglia oppure all'esterno della bottiglia, praticamente la abbracciano dando la misurazione in gradi centigradi della temperatura. Tenete conto che la temperatura del vetro della bottiglia non è mai identica a quella del vino che contiene e che quella del bicchiere in cui versate il vino è sempre più alta di 2-3 gradi centigradi. Adesso dei consigli. Alle volte viene indicato di servire il vino a temperatura ambiente, ma questo era valido una volta, quando la temperatura all'esterno, specialmente in campagna, era simile a quella interna a casa. Ad esempio, se in casa avete 25 gradi centigradi e il vino dovete servirlo a 15, è preferibile fare un passaggio in frigo prima di servirlo. Se è estate, pranzate all'aperto e ci sono 35 gradi, obbligatoriamente il vino va raffreddato prima di berlo. Utilizzare il freezer non va bene, perché sarebbe uno shock termico per il prodotto.
Se dovete riscaldare il vino invece che raffreddarlo, non utilizzate mai termosifoni, forni a microonde o sorgenti termiche. Il prodotto va portato alla temperatura di servizio lentamente, circa 10-15 gradi, ma se avete fretta e dovete farlo velocemente, vi consiglio di fare così. Per raffreddarlo utilizzate quei sacchetti contenenti gel che si conservano dentro il freezer e si tirano fuori solamente quando ci servono. Mettete la bottiglia all'interno di questo sacchetto, tenetecela il tempo che serve per raffreddare il vino, dopodiché togliete la bottiglia e la mettete in una glassette che servirà in questo caso a mantenere la temperatura della bottiglia del vino e poi servite in tavola. Meglio ancora se abbiamo un secchiello con del ghiaccio. Mettiamo il nostro vino dentro il ghiaccio. Se vogliamo far sciogliere il ghiaccio prima, non facciamo nient'altro che aggiungere del sale. Sarebbe meglio un quarto di sale e 3/4 di ghiaccio. Questo è il rapporto tra i due elementi. Dopodiché servite il vino. Se volete riscaldare il vino, utilizzate un contenitore con dell'acqua tiepida, mi raccomando non calda o bollente, peggio ancora. Ci sono due modi molto più professionali però per raffreddare o riscaldare il vino. Adesso vi spiego quali sono. Per farlo utilizzate un decanter. È uno strumento che utilizzano i sommelier, ma non solamente i sommelier, vengono utilizzati spesso anche nei ristoranti dai camerieri o comunque per il servizio del vino in generale. Per raffreddare il vino fate così: prendete del ghiaccio, lo inserite all'interno del decanter, raffreddate bene il decanter, dopodiché togliete il ghiaccio, scolate bene dall'acqua, va bene? Dopodiché versate il vino all'interno del contenitore. Il vino si raffredderà praticamente subito. Non andate poi a rimbottigliarlo, utilizzate il decanter ovviamente per il servizio. Stessa cosa per riscaldare il vino, ma invece del ghiaccio utilizzeremo dell'acqua tiepida o un po' calda, dipende dal tipo di temperatura che vogliamo raggiungere. Ricordate che un vino troppo freddo nasconde difetti, quindi per assaggiarlo non dico che bisogna raggiungere la temperatura perfetta, ma almeno avvicinarci. Se il video ti è piaciuto, clicca su mi piace e condividilo con i tuoi amici. Per ringraziarti, pubblicherò dei tutorial su argomenti che ti interessano, quindi chiedi pure scrivendo nei commenti qui in basso. Ti ringrazio per avermi seguito fino a qui e ti do appuntamento ai prossimi video. Ciao!